attimo solo, perché cercavo proprio quella pagina, qual è, dove si dice l'ultima telefonata, pagina 38 credo. Chiedo scusa, non so se possa interessare. Ci sono le dichiarazioni prese dalla squadra mobile, sì, che la moglie del Di Leo aveva detto che il marito è uscito con... io cercavo il riscontro oggettivo. Sì, vabbè. Attenda un attimo, vediamo se riesco a trovare. Quando lei riferisce, lei ha riferito di un'ultima telefonata effettuata alle 19:30, ricordo bene? Sì. Ce l'ha la pagina davanti che non riesco a pescare? Mi sembra che sia 40... Adesso glielo dico un attimo. Marrone, non riesco a 18, ecco, 39. 39, esatto. Ora, io ho soltanto un dubbio, glielo chiedo perché desidererei sul punto la chiarezza. La premessa alla citazione, all'elencazione di queste varie telefonate che sono riportate nell'informativa è una premessa che fa capire come non siano tutte, ma soltanto quelle selezionate, cioè quelle che, per come è scritto alla pagina 37, avevano suscitato la vostra attenzione, cioè perché erano state contattate varie volte. Se lei legge la pagina 37 vedrà tra i tanti numeri, perfetto. Ora io la cosa che vorrei intendere con certezza, quando si fa riferimento alla telefonata 14:26, 14:45, 15:08, 15:29, quella del Sant'Angelo, e 19:30, lei è certo che si tratti dell'ultima telefonata fatta da quel cellulare, oppure è l'ultima fra quelle selezionate? No. Sono stato chiaro? Sì, no, è stato chiarissimo. Per avere certezza. Sì, noi cercammo proprio di individuare le ultime telefonate fatte da quel cronologicamente ricevute o partite dal telefonino, perché davamo una valenza superiore a tutte le altre. Un'ultima cosa. Dalla consultazione del tabulato si può comprendere se l'utenza in ricezione ha effettivamente avuto una ricezione oppure è stata soltanto allertata o no? C'è il numero degli scatti. Ecco, cioè attraverso il numero degli scatti che sono riportati nei tabulati. Può intendere se il numero è stato chiamato, c'è una risposta, oppure se è stato chiamato non c'è risposta, perché allora se lei trova supponiamo un solo scatto significherebbe allertata, ma non può significare che poi conversazione non c'è stata, dovrebbe dar 0, però qualche volta è successo che con uno scatto in realtà non ci sia stata risposta. Allora, quando sono più scatti si presume che la risposta sia più breve e ci sia stata. Qualcuno la cornetta l'ha alzata. Ecco, chiaro. La cornetta vabbè, insomma, chiaro. La linea è stata attivata, che poi abbiano parlato l'avvocato questo non... No, se dagli scatti, siccome io non ho mai consultato, vabbè. Presumo lo faremo, quindi vorrei capire. Vabbè, grazie, non ho altro da chiedere. Altro domande? Se non ci sono altre domande, il pubblico ministero deve fare delle domande. Presidente, scusi, una sola domanda. Avvocato Napa. Senta, signor Colonnello, a proposito di quel identificazione del Francesco Santapaola, lei ha conoscenza diretta di qualche circostanza o no? Sì, io direttamente ho una conoscenza diretta. Io ho una conoscenza diretta. Dopo 2 o 3 giorni io mi sono recato in via alla casa dell'Aula. Mentre passavo, abbiamo fatto la via delle Olimpiadi, poi abbiamo girato sulla sinistra, se ricordo bene. Mentre passavamo davanti a quello che poi ho saputo essere il campo di addestramento dei cani, non ricordo se il capitano D'Antonio, perché la cosa in quel momento non è che mi interessava chi me l'avesse detto, dice è di nuovo lì. Chi? Dice Santapaola, quello che l'altro giorno ci è venuto, dice eccolo là, e ha indicato un ragazzo che onestamente lei non mi dice più di... No, mi ricordo un ragazzo alto, Bruno, però non mi dice. Senta, lei sa, quindi ha avuto modo di vedere questo centro addestramento cani? Sì, da lontano, in macchina, saprebbe dirmi quanto era esteso o no? 50 metri. 50 metri
Di lunghezza? Di lunghezza, e di larghezza non lo sa. Ma no, non so, avvocato, guardi, Non è in grado di quantificarlo. 25, 30, non lo so. Ma ricordo che era quasi tutto terra battuta, mi sembra. Vabbè. Grazie signor Colonnello, non ho altre domande. Il Ministero? Sì, Colonnello, in occasione di questo secondo sopralluogo, che cosa avete accertato? Il secondo sopralluogo poi fu quello del rinvenimento della Y10 parcheggiata sotto di rimpetto alla casa dell'Avola, veramente era un pochino più là, e dei due ragazzi che stavano ciondolando là davanti, tant'è che chiesi al capitano D'Antonio di controllare un attimo chi fossero questi due, perché un'impressione, era più che altro un'impressione. E così appurammo che in realtà erano gli operai che avevano rimosso il pavimento dalla casa dell'Avola, e la caratteristica era che poi accertammo successivamente ovviamente, che era in contraddizione su quanto aveva detto il loro presunto datore di lavoro, che avrebbe avuto commissionato l'incarico dal padre di Avola di togliere tutto il pavimento dell'appartamento perché voleva vendere la casa allo stato rustico a un presunto acquirente. In realtà il pavimento era stato rimosso solo la cucina e il corridoio, dove era caduto poi presumibilmente il dileo per terra dopo essere stato colpito, dunque per togliere le ulteriori tracce di sangue. Quindi, cioè, la pavimentazione non era stata eliminata? L'appartamento no. E chi erano le due persone che erano state controllate? Cannavò e Fresta. Cannavò e Fresta. Ricorda il nome di questo Cannavò? Giovanni? Non mi ricordo una capace. Eccolo qua, infatti. No, Cannavò Salvatore, chiedo scusa, e Fresta Carmelo. E avete fatto accertamenti sul datore di lavoro, sulla ditta? Sì, abbiamo fatto una serie di accertamenti nei confronti del Rampulla, e poi successivamente anche nei confronti di un personaggio che compariva però in modo molto più sfumato, il Cannavò di Cannizzaro. Come si chiama questo Cannavò? Alfio. Avete fatto accertamenti su tale Scalia Gaetano? Scalia Gaetano facemmo degli accertamenti presso l'ufficio del giudice di sorveglianza, perché Scalia Gaetano risultava aver presentato domanda al giudice di sorveglianza di lavorare presso il Cannavò Alfio. Risultava qualche arresto dello Scalia Gaetano con altro personaggio? Leggo testualmente: il Carbonaro aveva precedenti di polizia ed in particolare risulta essere stato arrestato nell'ottobre dell'86 per rapina unitamente a tale Scalia Gaetano di NN Scalia Iolanda, nato a Catania l'1958. Però devo essere onesto che ieri, rileggendomi il coso, sul tabulato ARPO non l'ho trovato, questo arresto congiunto, non l'ho trovato. Mentre ha riscontrato... Ma l'aver scritto in particolare mi fa mettere la mano sul fuoco che io all'epoca ho avuto una carta davanti dal quale risultava il collegamento al Carbonaro Ernesto Scalia Gaetano.
dovrebbe essere nel carteggio allegato inviato alla Procura, dottore. Perché sennò non avrei scritto in particolare. Non ho altre domande. Può andare, signor Colonnello, grazie. Test successivo. Dottor Fontanazzi. Scusi, sono le 14:30, può indicarci quando intende fare la pausa, signor Presidente? Signori, abbiamo necessità oggi di finire l'udienza al più presto. Quindi non so che tipo di pausa possiamo fare. Quanti testi ci stanno? Dico, presto significa andare avanti senza nessuna pausa? No, facciamo una pausa sigaretta. Credo che i testi siano due. Fumo la sigaretta, mi scusi. Prego? Per le pause mangiate. C'è chi mangia e non fuma, signor Presidente. Coloro che non fumano fumeranno una sigaretta al posto del pranzo, così. Aveva la fame. Giova per la dieta. Quindi non ho capito, Presidente, cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di sentire il test. Per il dottore Fontanazza c'è lo stesso problema già sollevato per un altro. Problema? Già sollevato per il colonnello Saliba in merito all'attività di riscontro per Marcello Rapisari. Ed è soltanto su questo? No, non è soltanto su questo. Quindi lo sentiamo per quello che è nel capitolato. Presidente, però io vorrei, se mi consente, Sì. dire qualcosa in merito. Un'altra volta, avvocato, un'altra volta. E sentivo il suo commento, quindi... Siccome il Presidente mi ha invitato di intervenire sul punto, pensavo che per le parti, di ridiscutere quella vicenda. Quale vicenda, avvocato Rosso? Se è possibile o no richiedere la circostanza al test di riferimento. Ma io presumo, anticipando i termini della questione, presumo che il discorso del pubblico ministero non è diretto alla Corte quanto a cercare di persuadere, buongiorno dottore, i suoi contraddittori. Perché è chiaro che se c'è l'opposizione, cioè si va sino a questo punto e non si può andare oltre, Un'altra vicenda. il discorso è stato già fatto, è stato risolto. Ho capito, è sul discorso della possibilità di sentire al di fuori dal capitolato. E questo Credo. Allora, pubblico ministero. Io volevo dire soltanto questo, Presidente. Il processo accusatorio si regge sulla più ampia possibilità di esame e di controesame nel pieno rispetto delle regole indicate dal codice per l'esame stesso e non certo su una analitica richiesta in merito a fatti specificamente indicati in un articolato che farebbe ricadere o scadere il processo accusatorio in un processo con prove cosiddette legali o precostituite, così come avviene nel processo civile. E il pubblico ministero, venendo a quello che è stato il caso dibattuto poc'anzi, aveva fatto riferimento in relazione alla posizione di alcuni collaboranti e alla CNR indicata genericamente, era quella del 31 luglio, se mal non ricordo, e si era indicata anche una parte di quella CNR. Fa osservare il pubblico ministero che aveva già ottemperato a quello che è il dovere di correttezza e lealtà processuale nel momento in cui aveva già depositato tutti gli atti di quel procedimento e quindi atti già noti ai difensori, che certamente non potevano dubitare che oggetto dell'esame di qualsiasi test e comunque anche dei verbalizzanti che in tal senso devono riferire potesse essere comunque anche quell'attività che risultava specificamente indicata proprio in quella informativa citata. E allora, se il pubblico ministero avesse indicato in ordine all'informativa del 2 agosto, di quello che si vuole, allora nessun problema sarebbe sorto. Il fatto che il pubblico ministero ha invece indicato in ordine alla informativa con riferimento all'attività di riscontro per il collaborante Tizio, anche se poi nell'ambito della stessa informativa si fa riferimento all'attività di riscontro in merito ad altro collaboratore di giustizia, allora ha creato problemi. Questo veramente è un discorso che non può stare, non esiste. Del resto la stessa interpretazione che la Corte ha dato in altre occasioni porta purtroppo a ritenere che i criteri della Corte sono quelli di un esame vincolato dai criteri dei fatti specifici particolarmente indicati in un articolato specifico, e questo veramente va a cozzare con quello che è la struttura del processo accusatorio. E allora, se questi sono i termini del discorso, noi andremo avanti a fare attività dispendiose, inutili, certamente non nell'ottica corretta di un'economia processuale. Il semplice fatto di far venire nuovamente un colonnello da Roma
allora significa che ci sono spese enormi su dei principi che certamente il codice né il legislatore ha mai voluto dare, anche perché la giurisprudenza ha fatto già giustizia in maniera uniforme di quella che era stata una prima interpretazione rigida del 468 in merito, e che addirittura aveva portato alla dichiarazione di inammissibilità di parecchie liste testi e all'arenamento di parecchi processi proprio all'inizio dell'interpretazione che fu data a questa norma. E allora io vorrei che questo principio fosse in qualche modo riveduto. È chiaro che in ogni caso potremo recuperare anche dopo, però bisogna anche intenderci nei termini della questione. Anche noi potremmo fare opposizione. Prendiamo atto delle considerazioni del pubblico ministero e nessuno nega pregio a queste considerazioni, tuttavia dal momento che è stato preso un indirizzo, voglio dire, mutarlo in questo momento qui e subito non sembra produttivo, ma sembra invece più produttivo una volta che si è causata per l'interpretazione che ha dato questa Corte alla norma, già si è causata un dispendio di energie processuali. Nell'ambito di quest'ottica sembra comunque più opportuno che la situazione probatoria a un certo punto venga riveduta in forma e in maniera complessiva. E questo è il punto di vista della Corte. Abbiamo sentito questi testimoni su queste circostanze, su questo argomento e su quest'altro argomento. Ora ravvisiamo per gli sviluppi processuali la necessità di sentirle anche su questo e quest'altro argomento. Questo a prescindere anche ancora nell'ambito della disponibilità che le parti hanno del processo, e questa attività non è del pubblico ministero come anche dei difensori, insomma. In questo senso noi abbiamo dato questo orientamento, abbiamo adottato questo orientamento e abbiamo dato questo indirizzo, per cui qui oggi abbiamo il testo del dottore Fontanazza, lo sentiamo su quello per cui è stato citato, quindi il momento successivo il pubblico ministero indicherà sia per il dottore Fontanazza che anche per tutti gli altri testi che abbiamo già sentito quelle circostanze sulle quali vorrà ancora sentire gli stessi testi, naturalmente in forza di quella attività processuale che è stata già compiuta, con riferimento all'attività già compiuta, e la Corte è così pure controparte, la Corte deciderà quello che ammettere o quello che sempre alla stregua di quell'attività che si è svolta si ritiene invece superfluo e irrilevante e pertanto non verrà ammesso. Scusi Presidente, intendo allontanarmi, nomino mio sostituto l'Avvocato Vitorina, grazie. Dottore Fontanazza, mi scusi, le sue generalità per il verbale, nome, cognome, luogo e data di nascita. Giuseppe Fontanazza, nato a Catania 5549, domiciliato presso la Va bene così, vuole leggere la forma del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Il pubblico ministero può procedere. Mi scuso, volevo aggiungere ancora in ordine a quella questione che se tuttavia il discorso del pubblico ministero ha convinto i suoi interlocutori più diretti, non ci sono problemi per la Corte. Procediamo. A buon rendere. Dottore, dove presta servizio? In atto alla questura di Siracusa. In precedenza, dottore? Ho prestato servizio a Catania, da ultimo al centro operativo DIA. Lei si è occupato dell'attività di riscontro conseguente alle dichiarazioni del collaborante Castelli Salvatore? Sì, almeno in parte. Può indicare in che parte se ne è occupato, dottore? Io ho firmato 2 informative all'autorità giudiziaria relative alle dichiarazioni rese da Castelli, una nel gennaio del 94 e un'altra qualche mese dopo.
ulteriori attività non ricordo di averne svolte al riguardo. Lei ricorda, eventualmente consultando atti a sua firma con l'autorizzazione della Corte, il tipo di attività svolta, esattamente il tipo di riscontro che le è stato delegato? La Corte mi consente di consultare. È in suo potere, sì, è discendere dalla legge, lo può fare. Dunque, io ho firmato una prima informativa datata 24/1/94 relativa alle attività di riscontro sulle dichiarazioni rese da Castelli Salvatore sul conto dell'organizzazione Santa Paola, dell'organizzazione criminale del Santa Paola. E appunto le dichiarazioni che rese il Castelli furono da noi sottoposte al vaglio e l'esito fu riferito. La stessa cosa feci io con un'informativa anch'essa a mia firma, ma non solo a mia firma, in data 31 marzo 1994. Senta, giusto per limitare il discorso, posto che anche il colonnello Saliva in parte ha già riferito in merito a questa attività di riscontro. Con riferimento alla prima informativa, se può soltanto indicare quali sono state le parti oggetto del riscontro, indicare soltanto genericamente, così evitiamo di ripetere su cose che magari già sono state riferite da... Dunque, la prima informativa riguardò i contatti del Cavaliere Graci con il gruppo Santa Paola, dico così in termini generici. Riguarda pure la richiesta di aiuto e di intervento al Santa Paola da parte del Cavaliere Graci a causa di una serie di attentati, una serie di intimidazioni che erano state rivolte alla Banca Agricola Etnea del Cavaliere Graci. Dottore, in merito a questi attentati, che tipo di attività avete svolto, se lo ricorda? Dunque, a questo proposito... Cioè, avete verificato se ciò sia o meno avvenuto? E se sì, in che tempo? Dunque, ora io non ricordo con esattezza, ma che ci siano stati e siano stati documentati pure degli attentati alla Banca Agricola Etnea, mi pare... Dottore, in merito, voi avete compiuto sì, chiedo scusa se la interrompo, no, accertamenti in merito a tale Camilleri Gaetano? Esatto. Ecco, gli accertamenti erano finalizzati soprattutto ad appurare se fosse vero, se rispondesse a vero quanto dichiarato dal Castelli, e cioè che a seguito di queste intimidazioni nei confronti del Cavaliere Graci, il Santa Paola, su richiesta di Graci, avesse dato ordine di uccidere uno dei responsabili di queste attività intimidatorie. Gli accertamenti che furono svolti ci portarono a identificare la vittima, quella che ritenevamo fosse la vittima di questo omicidio, in Camilleri Gaetano. Il Castelli disse... Può indicare, chiedo scusa, la data di nascita? Sì, Camilleri Gaetano, nato a Naro il 20 marzo del 46 e residente a Catania. Può indicare il luogo dove venne... L'uomo fu ucciso il 14, almeno fu rinvenuto cadavere il 14 giugno dell'80 in territorio di San Gregorio. Esattamente dove? Può indicare?
in contrada Carrubazza. Il Castelli aveva detto che presumibilmente il responsabile degli attentati a Graci, poi ucciso per ordine di Santa Paola, doveva chiamarsi Contino o qualcosa del genere. In effetti noi riscontrammo che la vittima era il Camilleri e che il Contino era il nome danubile della moglie, Contino Silvana, nata a Naro il 19/10/1952. Quindi dico, anche se imprecisa, ma l'indicazione aveva un suo fondamento. Voi avete accertato se vi fossero rapporti di parentela o meno fra la Contino e la famiglia Graci? Sì, mi pare che ci fossero dei rapporti di parentela. Mi pare che ci fossero, però non saprei essere più preciso. Voi avete compiuto accertamenti in merito a Strano Mario? Sì, abbiamo nell'ambito degli accertamenti che riguardavano il coinvolgimento del gruppo Santa Paola nel traffico di stupefacenti, abbiamo anche attenzionato questo individuo, Strano Mario ed altri. Avete compiuto accertamenti in merito a eventuali viaggi all'estero dello Strano Mario o in merito ai precedenti giudiziari e penali dello Strano Mario? Dunque, lo Strano Mario, secondo le dichiarazioni rese dal Castelli, è risultato essere certamente in contatto con Strano Giuseppe, Sant'Onofrio Carmelo e Mangion Francesco. Fu colpito infatti da ordine di cattura nell'80 dalla Procura della Repubblica di Crotone per contrabbando. Gli stessi contatti furono confermati da una denunzia del 3481 della Guardia di Finanza, sempre per contrabbando. Venne anche colpito il 2 luglio dell'87 insieme a Strano Giuseppe, il fratello. Il 27 venne arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Catania nei confronti di un gruppo di persone, una organizzazione criminale facente capo a Mangion Francesco e che si riteneva avesse una notevole influenza sui traffici di stupefacenti dal Medio Oriente e dalla Grecia. Mentre qual era l'altra informativa a cui lei faceva riferimento, dottore, che è stata...
Che data porta? Chiedo scusa. Un seguito alla precedente del 31 marzo 94. Presidente, siccome già abbiamo chiesto al colonnello Saliva in merito, non abbiamo altre domande da porre al dottore Fontanazza. Ci sono domande dalle altre parti? Una sola, signor Presidente. Avvocato Napoli. Senta, dottor Fontanazza, lei poco fa ha detto che Strano Mario fa parte del gruppo Santa Paola. Lei quali rapporti le risultano fra Santa Paola, Benedetto e Strano Mario? Questo convincimento, fra l'altro, è dato dalla relazione con appartenenti al gruppo di Santa Paola, appartenenti, insomma, sui quali sotto il profilo investigativo, appartenenza sotto il profilo investigativo non discutibile. E cioè? Per esempio Mangion Francesco. Per esempio? Mangion Francesco. Sì, ma io non le ho chiesto questo, le ho chiesto quali rapporti vi fossero, per quello che lei sa, fra Santa Paola, Benedetto e Strano Mario. Rapporti diretti e personali? Sì. Non le saprei dire in questa sede, non lo so. In questa sede non le saprei dire. Grazie, dottore. Pubblico Ministero. Dottore Fontanazza, le è stata fatta questa domanda. Risultano agli atti dell'informativa del 24 gennaio 1994 tutta una serie di acquisizioni che riguardano anche altri procedimenti in merito a un'associazione per delinquere relativa al traffico di stupefacenti. È così o non è così? Io volevo evitare di porre domande in merito, però posto che è stata posta dal difensore una domanda di quel tipo, io le chiedo di riferire in merito a tutta... No, dottore, e allora dobbiamo intenderci le cose. Dottore Marino, io ho chiesto solo una domanda, mi scusi. Siccome quei collegamenti possono anche risultare nell'ambito di quell'informativa, allora chiediamo dell'informativa. Al pubblico ministero aveva evitato di chiederlo. Siccome lui attribuisce Strano Mario appartenente al gruppo Santa Paola, io gli ho chiesto se conosceva rapporti diretti fra Santa Paola. L'argomento comunque può essere approfondito. Introdotto elementi nuovi. Allora, dottore, c'è una parte di quella informativa del 24/1/94, esattamente nella parte in cui si fa riferimento al traffico di sostanze stupefacenti, in relazione a Mangion Francesco, Mangion Giuseppe, Madonia Giuseppe, Tusa Francesco, Tusa Lucio, Sant'Onofrio Carmelo, Strano Mario, D'Agata Marcello, Ursino Andrea, Romeo Angelo, che è stato oggetto di attività di indagine, e volevo chiederle, in merito a quello che le è stato chiesto dal difensore, cioè sugli elementi che legherebbero lo Strano Mario all'organizzazione cosiddetta del Santa Paola, se può riferire in merito agli elementi che sono tratti da quella informativa e che è contenuta e trasfusa nel vostro rapporto. C'è opposizione alla domanda, Presidente. Non era questo l'oggetto della mia domanda, Presidente, quindi io mi oppongo. Si rigetta l'opposizione, può rispondere il test. Prego, Presidente. Io vorrei che però l'imputato Santa Paola evitasse di fare apprezzamenti o di ripetere parole come quella che ha pronunziato poc'anzi. Stia in silenzio e stia calmo, Santa Paola. Stia in silenzio e stia calmo. Non lo so. Signor Pubblico Ministero, ma questo rapporto a cui lei fa cenno è allegato alla informativa? Mi riferisco alle pagine 15, 16, 17, 18. Non ho capito, scusi. Mi riferisco alle pagine 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24 e 25 della informativa del 24/1/94, dove si fa riferimento a svariate persone ritenute da voi inserite nell'organizzazione in questione. Sì, esattamente, sono quelle persone che, secondo le dichiarazioni del Castelli, riferendosi al gruppo Santa Paola, erano interessate al traffico degli stupefacenti, e c'è tutta una serie di riscontri, fondamentalmente di tipo documentale, che abbiamo rilevato da Mangion in poi. Ma devo riferire su tutti quanti? Le chiedevo su Madonia Giuseppe e su eventuali collegamenti con l'organizzazione del Santa Paola. Cosa avete potuto accertare in base a quegli atti? Dunque, sul Madonia Giuseppe abbiamo accertato fra l'altro l'esistenza di un rapporto giudiziario del 4684 dei Carabinieri di Mussomeli, dal quale risulta con il quale il Madonia Giuseppe è stato denunziato con altre 13 persone ai sensi del 416 bis, e in questo rapporto giudiziario venivano poste in evidenza dei collegamenti con fra l'altro Maugeri Nicolò, che era ritenuto persona appartenente al gruppo mafioso del Santa Paola. Guardi, cerchiamo di capirci, non dovete intervenire in questi termini, non dovete intervenire in questi termini, signor Madonia. Lei non deve intervenire in questi termini, altrimenti diventa un coro qui, non è più un processo. Guardi, per favore, o sta zitto o si allontana da sé, non la faccio allontanare io. Allora si allontani, per favore, la scorta, allontani il signor Madonia dall'aula. Presidente, il pubblico ministero rinuncia a proseguire l'esame su questo punto. Voleva soltanto significare che alcune domande poste che nulla aggiungono, nulla abbiamo tolgono, capito, pubblico ministero, sono assolutamente inutili nel corso dell'esame. Allora possiamo licenziare il testo? Sì, signore. Dunque, signor dottore, mi scusi, sono inutili forse per lei. Scusate, perché così non possiamo continuare. Dottore, lei può andare. Ha domande da rivolgere al testo dell'avvocato Napoli? No, non rivolgo più. Può andare, dottore Fontanaccia, grazie. Grazie, Presidente. 20 minuti di sospensione. Chi rimane dei testi? Chi rimane dei testi? Stiano comodi, prego. Merendino. Merendino. E Rinaldo. Vuole una caramella? Sicuro? Non buono. Nicola, una cosa, come si chiama Vieni? Chi? Pino Raggi. Ah, sì. Sì, mi ha fatto commenti? Ho detto, no, quella cosa ma poi non si è accorto che la domanda del pubblico ministero non si è accorto, quindi poi non è un'ammissibile, non serve la circostanza influente per capire che cosa è fatto, quindi noi non c'è nulla da scelta. Venga avanti. Si sieda. Le sue generalità per il verbale. Ispettore Capo Merendino Giovanni, domiciliato presso lo SCO di Roma. Sì. Vi vuole leggere la forma del giuramento, ispettore? Con
consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondo nulla di quanto è mia conoscenza. Pubblico Ministero. Sì. Lei ha svolto attività di indagini in merito alle dichiarazioni rese da Avola Maurizio? Sì. In particolare si è occupato di alcuni sopralluoghi sulla base delle dichiarazioni del collaborante? Sì, ho fatto alcuni sopralluoghi. Ecco, ricorda quali sopralluoghi ha effettuato? Ho fatto dei sopralluoghi, un sopralluogo a Lentini, la villa del Principe Borghese. Borghese o Borghese? Non so se è Borghese o Borghese, però la villa l'abbiamo trovata. La villa c'è. Poi iniziai un'attività per rintracciare un'abitazione di pertinenza di Aiello e poi adesso non mi ricordo se ho fatto altri sopralluoghi, ma non mi pare. Come sopralluoghi non mi pare ne abbia fatti altri. La vuole la caramella? Ecco, io ora le mostrerò delle foto che sono allegate alla CNR del 30 maggio 1994 e lei vorrà specificare se si tratta dei rilievi, cioè sono stati effettuati dei rilievi fotografici in occasione dei rilievi fotografici, sì. Il Pubblico Ministero vuole dare direttamente atto a verbale del materiale appena ritornerò in documentale possesso, appena ritornerò in possesso darò atto, Presidente. Si tratta, allora lo abbiamo già detto, si tratta di foto, di rilievi fotografici allegati alla CNR del 30 maggio 1994 presentata dalla squadra mobile di Catania. Per noi è sufficiente. Sì, queste fotografie qui sono... Ce li indichi cortesemente con i numeri e dica le foto 1, 2, 3, 4 si riferiscono a queste, le altre si riferiscono... Questa è la foto numero 1 che si riferisce ad un cancello, queste se non ricordo male dovrebbe essere in zona Zia Elisa, è una proprietà dove c'è una cassetta delle lettere dove c'era scritto Aiello. Comunque questo qui è poi un sopralluogo che non portai a termine io perché poi fui trasferito. Qual è che non portò a termine? Questo di Aiello, cioè ho fatto un sopralluogo per vedere se questa era la casa di pertinenza dell'Aiello. Trovammo, in base alle indicazioni che mi diede l'ufficio, un cancello rotto e vidi che nella cassetta delle lettere che c'era appesa a questo cancello c'era scritto Aiello, quindi pensai di fare anche delle fotografie, però poi dopo non sono andato avanti con gli accertamenti. Cioè avete fatto poi accertamenti per verificare se effettivamente esiste? Io personalmente non ho fatto ulteriori accertamenti, oltre questi. Chi fossero questi Aiello, proprietari del... No, io personalmente non sono poi andato avanti con questi accertamenti, io ho fatto soltanto il primo sopralluogo e le fotografie e basta. Vado avanti, sì, le altre... E lo stesso è per la foto 3, 4, la foto numero 8, invece, questa qui è la foto 8, è l'ingresso principale della villa di Lentini, dei Principe Borghese. Poi la foto numero 9, pure della stessa abitazione,
laterale, la foto 10, la foto 11 è un cancello, è un altro cancello ma non è quello principale, è un cancello secondario. La foto 12 è un'altra prospettiva dello stesso cancello, così come la 13, la 14, ecco, ci sa dire dove era ubicata sia il cancello con l'indicazione Aiello e sia questa villa esattamente dove è ubicata? È ubicata Parliamo innanzitutto del cancello del casolare. Nella zona Zia Elisa, nei pressi dell'uscita dell'autostrada Catania, però la via non lo so. Cioè, a quanti chilometri in linea d'aria dall'uscita dell'autostrada non lo sa? Un paio di chilometri nell'uscita dell'autostrada. E per quanto riguarda invece la villa Borghese? Nell'agro di Lentini, fuori il centro abitato, non so come si chiama la contrada, non mi ricordo come si chiama la contrada esattamente. Qui mancano le foto. Qui. Certo, altrimenti. Mancano delle foto. Certo, scusi, da 8 4 che arriva a 8 10. Adesso non lo so perché mai non ne ho viste mai queste cose. Come ho fatto queste fotografie? Non lo so, qua 1, 2, 3, 4 e basta. E poi si vede che mancano c'è dall'inizio, non vedo. Scusa, fotocopia. Presento un attimo. Lei ricorda se in questa villa, nel prospetto, ora non ricordo se anteriore o posteriore, vi fosse una scala esterna? Io ricordo che entrammo all'interno, c'era una prima costruzione sulla destra, penso sia sembrava una chiesa, insomma una chiesina, poi a sinistra c'è un'altra grande costruzione, il lato interno, sì, c'era, mi ricordo, una porta sotto la scala. Lei ha verificato nell'ambito di queste indagini svolte dove abitasse Tuccio Salvatore al momento dell'attentato? Innanzitutto ricorda se nel corso dell'indagine avete accertato che abbia subito un attentato? Io mi ricordo che, penso di averlo anche allegato, un verbale in cui, a seguito di questo attentato, mi ricordo che subì
lui stesso dichiarò che la casa dove si trovava in quel momento, mi pare fosse Mister Bianco, era della sorella, la casa della sorella. E dove esattamente, in che via? In che via? In via Stella Alpina mi pare che si chiamasse la via. Cortesemente adesso le farò vedere un altro album fotografico e cortesemente ci indicherà di che cosa si tratta. Sono di foto che sono già acquisite come prova documentale nell'ambito della esposizione, successivamente all'esposizione introduttiva del pubblico ministero. La foto numero 1 è l'interno della Villa dei Principi Borghesi. Infatti questa qui è la costruzione che mi ricordavo entrando a sinistra, penso sia una chiesa. Questa è sempre anche la foto numero 2. Questa è la costruzione frontale all'ingresso, la foto numero 3. Anche la foto numero 4 si riferisce sempre alla villa. Ecco, questa qui è la scala che io ho appena indicato, la foto numero 5, la scala esterna. Infatti sotto c'è una porta che poi io non sono entrato dentro, quindi non so che cosa ci sia all'interno. Lo stesso la foto numero 6. La foto numero 7 si riferisce sempre alla stessa villa, così la 8. Quindi praticamente dico, le foto che poc'anzi le sono state mostrate e queste riproducono... Sì, quelle erano l'esterno e queste qui riproducono l'interno del... Ecco, infatti questa qui, la foto numero 10, è l'esterno. Questa no, questa non mi ricordo, questa qui. Eccola qui, sì. Questa qui è la foto numero 11, non è. Questa no, questa è la 13 neanche. E che cosa sono queste foto? Le vuole indicare quelle che non... Dalla foto numero 11, ecco, queste sono altre fotografie che scattai, ho fatto io, sino alla fino alla fine, fino alla 21 non c'entrano con... E a che cosa si riferiscono allora? Sì, mi ricordo che le ho fatte io queste fotografie, ma non questa qui dovrebbe essere... Non mi ricordo quale fu, in che occasione scattai queste fotografie. Siccome sono... Non me lo ricordo. Comunque non si riferiscono alla Villa Borghese? No, queste no. Queste sono sulla statale per Siracusa, mi pare, però nella zona... E quindi quali foto di questo album fotografico? Le vogliamo indicare quelle che non si riferiscono... Dalla 11 alla 21. Dalle 11 alla 21 non si riferiscono alla Villa Borghesi, e a chi si riferiscono lei non riesce? Queste le scattammo, sono un gruppo di fotografie che abbiamo scattato sulla superstrada Catania-Siracusa, se non ricordo male. Però il punto esatto non me lo ricordo che abbiamo fatto. Né in occasione di quale attività di riscontro? No, non me lo ricordo.
Bodeggiano al contrario, capisci? Scusi un attimo, Presidente. Lei ha svolto anche indagini in merito alla individuazione della data di un progetto di attentato, di un attentato ai danni della caserma dei Carabinieri di Catania? Sì. Sulla base delle dichiarazioni rese da Avola Maurizio? Sì, ma fu un accertamento, cioè io mi ricordi abbiamo scritto ai Carabinieri, adesso non mi ricordo bene. Noi volevamo sapere soltanto la data di quel fatto, magari consultando gli atti a sua firma. È sempre la CNR del 30 maggio 1994, no? Data 26/9/90. La data? La data di questo attentato? 26/9/90. E in che cosa, i particolari di questo, cioè di che cosa si è trattato? Di una macchina, di esplosivo? Di un'autovettura Ritmo con 50 kg circa di esplosivo all'interno, nel bagagliaio. Che furono collocati dove? All'interno dell'autovettura, nel bagagliaio dell'autovettura. Ecco, con riferimento a questo album fotografico che le ho mostrato e per il quale lei dice che dalla foto numero non so quanto si tratta, cioè sono foto che non lei riesce a collocare diciamo nello spazio in questo caso. In effetti però dico nella lettera di trasmissione si fa riferimento a questa villa, cioè dalla lettera di trasmissione che accompagna l'album fotografico sembrerebbe che sono tutte foto attinenti alla villa del principe Borghese. Io sono entrato all'interno, ma quelle foto dalla 11 non sono le foto, non mi paiono le foto se la lettera di trasmissione è stata fatta in questo senso è stata perché qui si fa riferimento, nella lettera di trasmissione si fa riferimento a 21 rilievi fotografici. Io non ho fatto questa lettera di trasmissione così, non penso di averla fatta, cioè non penso di averla firmata io. Ecco, lei ricorda chi era presente al sopralluogo con... Sopralluogo quale? Questo sopralluogo nella villa del principe? C'erano parecchie persone, c'era il dirigente allora dirigente della Mobile e alcuni colleghi della sezione catturandi, però tutti i nomi adesso non mi ricordo che c'era anche comunque il dirigente della Mobile, allora dirigente della Mobile. Sono stati fatti accertamenti in merito ad un attentato dinamitardo nei confronti di una cabina elettrica della Megara? Sì, mi ricordo che andai alla Megara per accertare, però anche qui dico, può consultare gli atti. Ricordo che ci sono stato, adesso vediamo. Sì, infatti.
Sì, mi ricordo che ci andai alla Megara. Ispettore, volevamo sapere soltanto se risulta dagli atti compiuti la data. Sì, 14/9/83. 14? 9/83. E che cosa sarebbe successo il 14? In una cabina elettrica all'interno dell'acciaieria di Megara si era verificato un episodio di danneggiamento doloso con un'esplosione, tramite un'esplosione. Mentre per quanto riguarda il sopralluogo nella Villa Borghese fu fatto con la presenza di Avola? Sì. Lo dica forse perché non sì. c'è. Sì. Il sopralluogo per la individuazione invece della casolare nella disponibilità dei fratelli Aiello è stato fatto con la presenza di Avola? No, andai io con un altro collega più l'operatore della scientifica, ma andammo così in base a delle indicazioni che ci aveva dato l'ufficio, cercammo di rintracciare questa abitazione, andammo da soli, soltanto noi. Un'altra domanda, Presidente. Ci sono domande per il testo, Avvocato Catania? Sì. Quindi tornando a questa casolare nella disponibilità di Aiello, l'unica indicazione che voi avete trovato qual era? Questa scritta Aiello nel cancello? Che io ho trovato, sì. Cioè accertamenti? Io non ho fatto nessun tipo di accertamento. Sulla effettiva proprietà? No. Sulla disponibilità effettiva? No, i vicini li avete sentiti? Vicini non ce ne sono, perché allora andiamo per esclusione. L'unico accertamento fatto da lei e che vi ha indotto a dire questa è quella del casolare, la disponibilità è quella scritta Aiello dietro il cancello. Allora, non è così, non è proprio così. Infatti l'ho già spiegato, ve lo spiego di nuovo. In base a delle indicazioni che mi aveva dato l'ufficio, io assieme ad altri due colleghi andammo alla zia Lisa nei pressi dell'uscita dell'autostrada per cercare di trovare questa casa. L'unica che ci era sembrata potesse corrispondere a quelle che erano le indicazioni era questa, con questo cancello divelto. Poi la cassetta delle lettere c'era scritto Aiello, abbiamo fatto delle fotografie e poi non siamo andati più oltre questo accertamento non abbiamo fatto. Quindi diciamo che lei ha avuto le indicazioni dell'ufficio e l'accertamento in concreto erano le indicazioni, poi vi siete fatti convinti su quell'indicazione che poteva essere quella e in più la scritta Aiello. E cos'altro? Non lo capisco, vorrei capire quali altri elementi. Che quella abitazione può darsi sia quella indicata. Ho fatto delle fotografie, poi non ho avuto più il modo di andare avanti con gli accertamenti perché poi sono stato trasferito, quindi non so, è probabile che se ne siano interessati degli altri colleghi alla prosecuzione. No, io dico, a me interessa quello che ha fatto lei, cioè lei oltre a questo accertamento non ha fatto, quindi il può darsi è sempre riferito a quella scritta. Prego? Il può darsi, cioè lei dice, abbiamo ritenuto può darsi che sia questa la casa, sulla indicazione dell'ufficio è perché nel cancello avete trovato la scritta Aiello. Sì, ho detto, sì, no, ma è chiaro. Poi anche altri accertamenti, le fotografie le ho sempre fatte, poi nel proseguo dell'indagine se effettivamente... Quello lo verificheremo con chi e se eventualmente ha fatto indagini ulteriori. Io mi sono fermato lì. Si è fermato qui, grazie. Altre domande? Una domanda, Presidente. Avvocato. Senta, nel corso di questa visita da lei effettuata nella villa di Lentini, ha avuto modo di constatare la presenza di alcuni animali sul posto? Io non mi sono addentrato perché all'interno è molto grande, sono rimasto, non mi pare di aver visto degli animali, poi se c'erano animali non lo so.
Non ho avuto modo di vedere se vi erano dei cani. Non mi ricordo se c'erano dei cani. Dei cavalli? No, dei cavalli mi pare di non averli visti, però non posso escludere che c'erano, perché io sono rimasto, diciamo, quasi fuori dalla vista. Presidente, non ho altre domande. Pubblico Ministero? Avvocato Russo? Presidente, soltanto una cosa, non ho la certezza. Poco fa lei, se non ho capito bene, in seno a un certo fascicolo fotografico faceva distinzione tra le prime foto che ricordava essere quelle ritraenti la casa di questa tale dimora principesca e altre foto che nel suo ricordo non sarebbero appartenute a questa casa. Questo è il fascicolo? Sì, il fascicolo che ho visto prima, sì, mi ricordo così. Lei credo che abbia detto fino a una certa foto io riconosco. Ricorda qual è il numero della foto fino alla 10ª? No, Io non riesco a capire se il fascicolo sia questo o menzionato prima. Questo è il riferimento alla nota avente ad oggetto datata 30 maggio, fascicolo rilievi fotografici seguiti il 21 nella villa del Principe Borghese, contrada Terra Allegra, fondo numero 5. Cioè in queste foto lei non riconoscerebbe cosa? Le prime foto che ci sono su quell'album io riconosco l'abitazione dei Principi Borghese, cioè l'interno. Alcune di quelle foto non riconosco come riproducenti casolari all'interno di questa... Io ho capito, però ho sentito, mi pare di aver capito che sarebbero state fotografie di altra zona, una strada lungo Siracusa. Ho sentito male io? Sì, a me mi pare di ricordare che siano foto di un'altra zona. Ma sarebbero state inserite nel contesto dello stesso fascicolo? Può darsi che ci sia stato un errore, non lo so io non glielo saprei spiegare questo. Nel suo ricordo siete stati in due posti diversi, perché lei ha avuto una sorta di accesso, di visione di questa casa principesca, giusto? Sì. Lei ha effettuato dei rilievi fotografici? No, io no. C'erano gli operatori che hanno effettuato le foto. Però dico, ricorda pressappoco dalle foto questa immagine da lei vista quel giorno. Bene, ma dico, siete stati poi anche in un altro posto? Perché se le foto ritraggono quello che nel suo giudizio è una località diversa, può essere un suo falso ricordo. Dico però, siete stati, dopo essere stati o prima di andare a casa Borghese, vi siete fermati in un'altra zona? No, io non mi sono fermato in un'altra zona. Gli altri suoi colleghi? Non lo so, questo dobbiamo chiederlo agli altri. Io personalmente non mi sono fermato in altre zone, sono andato lì e poi sono rientrato in ufficio. Se gli altri colleghi sono andati in altre zone, questo non glielo saprei dire, anche perché quel giorno ce n'erano parecchi di colleghi. Le posso ridomandare col permesso del Presidente, solo per chiarezza, quali siano le foto che secondo lei non che nel suo ricordo... Sì, però se posso dire... Se l'album è questo... Ecco. Fino alla foto numero 10 le riconosco. 9. Dunque, fino alla numero 10 nel suo ricordo ritrarrebbero la Villa Borghese? Sì. Dalla 11 in poi non me lo ricordo. Dico, per come sono fascicolate, lei controlli questa nota e dico, sì, avvocato, non dovrebbe essere lo stesso edificio? Sì, avvocato. Poi lei invece ha il ricordo che si tratti di un luogo diverso? Sì, dalla 11 in poi. La domanda più specificamente è questa. Lei si limita a non ricordare queste secondo foto come facente parte di quell'immobile o ricorda che ritraggono altro ambiente, come mi pare avesse detto, cioè altro locale? Sì, a me mi pare che sono fotografie che... Dalla numero 11 alla numero 21. Va bene, la ringrazio. Pubblico Ministero. Se mi fa recuperare una domanda, queste foto
l'ispettore, furono mostrate queste foto ritraenti il cancello con su scritto Aiello, sono state mostrate poi all'Avola? C'è opposizione perché non credo che l'ispettore Merentino faccia e proceda ad interrogatori, e quindi, siccome non c'è nessuna delega sotto questo profilo, io non credo che questa domanda sia proponibile al test. Io insisto, Presidente. Mi pare che ha detto se sa, la domanda Il difensore ha chiesto se sa che queste foto siano state mostrate all'Aula. Sul profilo della sua conoscenza è ommissibile la domanda, mi pare, può rispondere. Io non lo so, signor Presidente. Io il collaborante l'avrò visto una volta soltanto, in un'occasione, poi non l'ho più visto, quindi il fatto che le foto siano state mostrate o meno io non lo so. Un'altra domanda, Presidente, grazie. Pubblico Ministero? Sì, volevo chiedere al test se sono stati fatti accertamenti, se ha compiuto degli accertamenti sui periodi di condetenzione di Avola Maurizio e Vincenzo Santapaola, figlio di Salvatore, sul trasferimento e sui modi di traduzione dei detenuti in un certo periodo dalla casa circondariale di Piazza Lanza, e sul fatto che se il Campanella sia stato detenuto presso la casa circondariale di Cuneo o ad Ascoli Piceno. O di Ascoli Piceno. Ecco, però su queste domande dovrebbe rispondere sulla base, insomma, con... Sì, perché ci sono delle date, io adesso non mi ricordo tutte le date, perché scrissi a Cuneo, scrissi ad Ascoli Piceno, adesso non mi ricordo con esattezza tutte le date, le posso leggere perché poi hanno inviato una risposta scritta. Questo non so. Sì, al carcere di Piazza Lanza, Santapaola Vincenzo di Salvatore aveva fatto ingresso il 22 marzo del 94. Poi qual è cioè, le date che devo... a me interessavano i periodi di condetenzione tra l'Avola e il Santapaola Vincenzo. Il 22 marzo 94 ha fatto ingresso Santapaola Vincenzo, il detenuto d'Avola Maurizio, stanza numero 5, il 6-3-93, poi la stanza 55, braccio sinistro, poi il 19. C'è anche, mi scusi, c'è anche la relazione a sua firma, dico, se legge la relazione lasci stare, questi sono gli allegati, però dico, nell'ambito della CNR dico, è sintetizzato l'esito di questi accertamenti. Adesso mi scusi Merendino, proprio nella CNR, non negli allegati, nella CNR credo che questi accertamenti sono sintetizzati da qualche parte. Santapaola Vincenzo di Salvatore è stato ristretto nel carcere di Piazza Lanza dal 17-12-93 ed è stato ritradotto nella sede di provenienza in data 19-2-94.
stanza numero 10 nel reparto denominato Celle dal 22 mi scusi, ispettore, dovrebbe avere la pazienza di darci una risposta però compiutamente. Sì, leggendo senza saltare. Allora, Santa Paolo Vincenzo è stato ristretto in carcere di Piazza Lanza dal 17/12/93 ed è stato ritradotto nella sede di provenienza in data 19/2/94. La stessa nota specifica che il soprannominato Santa Paolo Vincenzo è stato allocato nella stanza numero 10 del reparto denominato Celle dal 22/3/94 sino ad oggi. Il detenuto Avola Maurizio, durante il periodo di detenzione nella casa circondariale di Piazza Lanza, risulta essere stato allocato dal 6/3/93 nella stanza 55 braccio sinistro, dal 19/7/93 al reparto Celle nella stanza numero 20 e nello stesso giorno passa nella cella 55 braccio sinistro. Dal 9/12/93 viene allocato nella stanza 54 sempre del braccio sinistro ed infine il 12/12/93 sino al 19/2/94 ristretto nella cella numero 55 braccio sinistro. Il detenuto Avola Maurizio è stato tradotto il 19/2/94 dal carcere di Piazza Lanza alla casa circondariale di Ancona per l'assegnazione del Ministero del 5/1/94. Qui poi è stata allegata la lista dei reclusi tradotti, tra cui figurava Avola Maurizio, Santa Paola Vincenzo di Salvatore, nato a Catania nel 1938 e il 1956, destinati alla casa circondariale di Spoleto. E per quanto riguarda il Campanella? Per quanto riguarda il Campanella, il medesimo giorno, cioè il 19/2/94, Calogero Campanella dalla casa circondariale di Catania a Bicocca veniva tradotto alla casa circondariale di Ascoli Piceno tramite mezzo aereo, così come comunicato dalla casa circondariale di Bicocca. Calogero Campanella è stato detenuto nella casa circondariale di Ascoli Piceno dal 19/2/94 al 28/2/94. Va bene, grazie. Possiamo licenziare il testo? Può andare, ispettore, grazie. Presidente, una sola domanda. Scusi. Ha detto che il Calogero Campanella è stato trasferito dal carcere di Piazza Lanza con quale mezzo al carcere di Ascoli Piceno? Mezzo aereo mi pare che c'era scritto sul mezzo? aereo, mi pare che c'era scritto tramite mezzo aereo. Tramite mezzo aereo civile o militare? Non mi ricordo. Non lo so. Va bene, grazie Presidente. Possiamo licenziare l'ispettore? È in grado di rispondere a questa domanda non soltanto gli atti? Se era un mezzo aereo militare o civile non lo so, perché oltretutto nella nota non... Controlli, guardi gli atti. Risulta dagli atti? Se risulta dagli atti lo vedrò, ma io non mi ricordo. Allora, vediamo qual era l'allegato. Calogero Campanella, allegato 8, tramite mezzo aereo della nota qui, inviato alla casa circondariale allegato 8, eccolo qui allegato 8. Aereo militare, c'è scritto nella nota. Sì. Va bene? Tipo di aereo militare? Adesso vedo. Se è possibile ricavare questa informazione. Allora, leggo la nota completa. Sì. In esito alla richiesta di un giudizio formulata da codesto ufficio, si comunica che il detenuto Calogero Campanella, o Campanella Calogero, è stato ristretto in questo istituto nel periodo interessato dal 27/9/93 al 19/2/94, data in cui è stato trasferito presso la casa circondariale di Ascoli Piceno.
La suddetta traduzione è stata effettuata a mezzo lettore aereo militare. Sono stati contemporaneamente consegnati al nucleo traduzione dei Va bene Presidente, basta così, non è specificato il tipo di aereo militare. Grazie. Può andare ispettore, grazie. Presidente, mi perdoni, io avevo l'ultima domanda io, abbia pazienza, ma solo una domanda veloce. Quando avete fatto quelle foto della villa borghese? No. Come? No, avvocato, è un recupero questo. Non No, desideravo dire chi era presente, ecco. Questo sì. Se c'è qualcuno presente dei proprietari. So che c'era una donna e penso sia stata la signora, però io c'era una donna ma non sa specificare chi fosse. Io mi ricordo che era la signora, la chiamavano la signora Borghese, poi adesso io non lo identificare. Avete spiegato le ragioni per le quali stavate effettuando? Non si ammette la domanda. Può andare. Presidente, un chiarimento, no? Il testo non c'entra. Le richieste istruttorie, io ne dovrei fare una ad esempio in relazione a questa casa di Aiello, la devo fare subito, dobbiamo concentrarle in un'unica volta. Vorrei un'indicazione della Corte, Presidente. L'indicazione, avvocato, è puramente, come dire, basata sulla prassi, non è più che... E l'orientamento sarebbe quello che se si tratta di un'indagine sulla quale non c'è opposizione, un'indagine documentale, che so io, un test di riferimento che interessa a tutti o comunque riguardo al quale la controparte è indifferente, si può senz'altro farla in modo da economizzare tempo e quando si sentono i testimoni della difesa in modo che chi l'ha richiesta possa fare la citazione insieme agli altri testimoni indicati in origine. Se così fosse, siccome qui io dovrei chiedere i poteri ufficiosi della Corte, perché... allora la facciamo in un secondo momento. Perché dico, siccome qui l'accertamento su questa casa riguarda il cancello, non si fa la proprietà a chi effettivamente dispone, io non credo che sia un'indagine che posso fare io autonomamente, lo devo chiedere alla Corte, quindi la facciamo in un secondo momento. Sì, in un secondo momento assieme alle altre. Se il test si può accomodare. Anch'io avrei una richiesta, la faremo dopo. Sì. Sulla questione. Buonasera, si accomodi. Si accomodi. Le sue generalità? Ispettore Rinaldo Giuseppe, criminal Polcara. Sì, la forma del giuramento. Lei mi pare che è venuto altre volte, anche più di una volta, mi pare, no? No, in questo processo no. No, vabbè, allora è la forma del giuramento. Consapevole delle responsabilità morali e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Il pubblico ministero può procedere. Ispettore, lei ha compiuto attività di indagine a seguito delle dichiarazioni rese al collaboratore di giustizia Samperi Severino Claudio? Sì. In merito al punto 4 degli accertamenti che faceva riferimento all'appartamento di via Ramondetta, ricorda se ha compiuto accertamenti? Sì, se non sbaglio era una dichiarazione del Samperi, il quale indicava che in questo appartamento si sarebbero tenute delle riunioni, che l'appartamento fosse nella disponibilità di Alfio Fichera e che all'ingresso era un ufficio addetto a computer. Personalmente mi sono recato in via Ramondetta e dava come altra indicazione che c'era anche lo studio dell'avvocato Attanasio. Personalmente mi sono recato in via Ramondetta 31 dove ha sede lo studio dell'avvocato Attanasio e ho visto la scritta professional computer piano rialzato. Ho svolto ulteriori accertamenti alla Camera di Commercio, non potendo fare altri accertamenti perché andavo in forma riservata e la ditta con questa scritta, con questa dicitura non usciva dalla visura camerale.
Lei ha svolto accertamenti, sempre a seguito di dichiarazioni di Samperi, in merito a parenti o affini di Tuccio Salvatore? Se non erro, il Samperi aveva indicato che il Tuccio aveva dei parenti nell'Arma dei Carabinieri. Personalmente mi sono recato al distretto militare di Catania, dove attraverso i fogli matricolari ho rilevato che i fratelli della moglie del Tuccio, Gullotti, sono ambedue appartenenti all'Arma. Solo il primo Biagio, Gullotti Biagio, era stato riformato col grado di appuntato. Il secondo, Salvatore, non vi erano i fogli matricolari in quanto tuttora in servizio presso la Legione di Bari. Avete compiuto accertamenti in merito a tale Testa Salvatore? Sì, il riferimento era che, secondo l'indicazione sempre del collaborante, che vi era una rimessa di barche nella zona di Ognina di tale Testa, alle cui spalle stava l'Ercolano, e questo rimessaggio di barche aveva come caratteristica che confinava con la clinica Gretter. Esattamente in piazza Nagino in Battaglia esiste la ditta Oran di Testa Salvatore come unico e solo socio della ditta, confinante col terreno del rimessaggio invernale delle barche e in proprietà della clinica Gretter, che insiste sempre su piazza Nagino in Battaglia. Ispettore, avete compiuto accertamenti in merito alle competizioni elettorali regionali del 91? Sì, le elezioni regionali del 91, le precedenti a queste se non erro, le ho viste attraverso degli incartamenti della Digos che conservano un po' tutti quelli che sono stati candidati, e dovevo ricercare un esponente del Partito Socialista, Tringale Aldo se non sbaglio, e vedere se era stato candidato. Effettivamente fu candidato, i voti non furono eccessivi, mi sembra, un irrisorio numero di voti, e non fu eletto. E l'altro candidato da appurare era Filippo Maria Drago, che ebbe circa 49.000 voti e si presentò per le liste della Democrazia Cristiana. Ricorda se avete compiuto accertamenti anche in merito a un altro componente della lista, esattamente il numero 12? Ricordo Tringali e Filippo Maria Drago, non ricordo altri in questo momento. Eventualmente consultando a sua firma per l'istruzione. Però me lo devi riportare, Me lo devi riportare. E se poi può indicare i numeri di voti riportati esattamente ai vari candidati. È una mia relazione del 16 febbraio 93, dove do atto che ho consultato questi fascicoli alla Digos e annoto che Tringali Aldo, nato a Salemi l'8843, residente in Sant'Agata degli Battiati, via Carbanamenti, è stato candidato alla lista numero 18 per il Partito Socialista nella consultazione elettorale del 91. Lo stesso ha riportato in totale 8.438 voti, ma non è stato eletto. Nella stessa lista, al numero 12, è stato candidato Locetto Sebastiano, nato a Catania il 2543, segretario provinciale della UIL, che ha riportato in totale 12.293 voti, ma non è stato eletto. Nella stessa tornata elettorale, svoltasi come prima nel 91, Drago Filippo Maria, nato a Catania
il 5-10-63, candidato per la Democrazia Cristiana, al numero 6, è stato eletto riportando in totale 49.644 voti. Poi ricorda gli esiti di accertamento relativi al punto 28 dell'elenco dei riscontri, esattamente al sequestro dell'auto di tale Tropea. Ho verificato degli atti al commissariato Borgogna, da dove si evinceva che nel novembre del 92, se non erro, era stata sequestrata un'autovettura Y10 di proprietà di tale Tropea Angela, con alla guida Tropea Sebastiano, perché senza patente. E in quell'occasione Tropea Sebastiano aveva a bordo della propria auto Ferrante Filippo. Lei sa gli estremi, la data di nascita e il luogo del Ferrante Filippo, eventualmente consultando... Ferrante Filippo no, non la data di nascita no. Leggo una relazione a mia firma del 16/3/93, dove informo che ho fatto degli accertamenti al commissariato Borgogna e che ho acquisito copia di un'informativa inerente a denunzia per contravvenzione di cui all'articolo 80-12, comma del CDS, redatta in data 13/11/92 nei confronti di Tropea Angela Daniele, per incauto affidamento dell'autovettura Y10 targata A22677 e di Tropea Sebastiano, nata a Catania il 24/9/51, per guida senza patente. Il Tropea, all'atto del controllo, viaggiava con Ferrante Filippo, nato a Catania il 17/8/65, ivi residente in via Uzzi numero 128. Grazie, ispettore. In ordine invece al punto 45 dell'elenco dei riscontri, in merito all'arresto di Ipocoana, ricorda gli esiti di questa attività di riscontro? Sì, sempre attraverso acquisizione di atti fascicolari, verificare che l'Ipocoana era stato arrestato nell'84 dall'ufficio volante di Genova, della questura di Genova, insieme a Basta Domenico, per una rapina nei confronti di un cittadino tale straniero, se non erro. Non un cittadino straniero, un cittadino a nome straniero. Straniero? Straniero. Ipocoana, lo ricorda il nome di Ipocoana? Ipocoana Giuseppe. È deceduto. In merito invece al punto 98 dell'elenco dei riscontri, circa l'identificazione del gestore di un distributore Esso vicino l'autosalone European Car, può riferire? Autosalone, scusi? European Car. Sì. Nei pressi dell'autosalone European Car vi è un distributore, anzi esattamente di fronte, di pertinenza di tale Cantone Rosario. Costui è stato successivamente riscontrato, non so se in questa serie di accertamenti, ma per altri tipi di accertamenti, che era colui che aveva intestata la casa di Puglisi Pietro, in via Santissimo Crocifisso di Mascalocia. Ricorda innanzitutto il perché si richiese questo accertamento, lo ricorda, e in base a quali elementi siete giunti al fatto che il Cantone fosse titolare di quella casa, di quella villa?
eventualmente consultando. Ricordo in particolare che la casa era intestata a Cantone Rosario, la casa in cui di fatto abitava Puglisi Piero. Leggo un'annotazione a mia firma del 24/4/93. Il sottoscritto Giuseppe riferisce che si è recato in Mascalocia dove, prospiciente la rivendita di auto denominata European Car, notava l'ubicazione di un distributore di benzina Agip e non esso sulla strada provinciale per Pedara Nicolosi. Un successivo accertamento alla locale Camera di Commercio permetteva di identificare il titolare in Cantone Rosario, nato a Mascalocia il 18/6/56, ivi residente in via Wagner 12, coniugato con Maugeri Maria di Sebastiano, è nata a Catania il 29/1/58. Al catasto sul conto delle predette persone non risulta alcuna trascrizione, né attraverso interrogazione Fabi X, gli stessi risultano, Fabi X l'archivio fabbricato, gli stessi risultano aver ceduto un appartamento a Puglisi Piero o alla moglie Pulverente Lucia. È stato possibile tuttavia verificare che il Cantone è sicuramente proprietario dell'appartamento di via Santissimo Crocifisso 16 dove abita il Piero Puglisi, in quanto in pregresse sommarie informazioni fornite a questo ufficio dal costruttore degli appartamenti Carmeni Antonino, nato a Troina il 29/2/44, lo stesso dichiarava di aver venduto uno degli appartamenti a Cantone Rosario. Lo prendiamo. Sì, ancora continuiamo. Avete compiuto accertamenti in merito a tale Pelleriti Salvatore? Sì, ricordo che Pelleriti Salvatore dovrebbe essere un ex allenatore del Catania. Comunque ho compiuto certamente accertamenti, ma non ricordo i termini. Sì, è un ex allenatore del Catania che aveva degli interessi a Tre Mestieri. La relazione a mia firma è dell'19/4/93. In data 16/4/1993 mi sono recato presso l'ufficio tecnico erariale di Catania, dove alla conservazione dei cadastri dei terreni